vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente. È un viaggio dello spirito attraverso la materia. E poiché è lo spirito che viaggia, è in esso che noi viviamo. E poiché tutto, in fin dei conti, è una nostra sensazione, tanto vale il contatto con un corpo, come la vita di esso o come il suo ricordo. Io ballo quando vedo ballare, posso dire, come il poeta inglese che disteso sull'erba guardava da lontano 3 mietitori, c'è un quarto mietitore, e quello sono io.